dell'illuminazione si farà e si gioca domenica alla Agrigento. I lavori inizieranno a giorni e i nostri sacrifici continueranno sempre per questo glorioso blasone, perché c'è un primo tifoso che è Marcello Giavarini, c'è un altro tifoso Inter Paris che è Silvia Alessi, che non vi deluderanno. Grazie e buona serata. Devo concludere, è doveroso, perché abbiamo lavorato noi per questa deroga, ma è giusto ringraziare il Presidente Parecchio, il Presidente Gravina, che sono stati molto gentili alle nostre problematiche, e un grazie particolare da Agrigentino ma al Presidente Santino Lopresti, che ci ha supportato in questa battaglia e che è stato sempre disponibile per il bene di questa squadra. Quindi era doveroso ringraziarli, grazie a tutti e buona serata. Altri 2 minuti per ovviamente annunciare le cariche degli altri dirigenti. Allora, il responsabile logistica e strutture, dirigente accompagnatore Biagio Nigrelli, il direttore sportivo Salvatore Catania, responsabile area tecnica Sergio Almiron, il team manager Salvatore Incurvaia e poi ancora l'amministratore delegato Peppino Tirri. Grazie ancora a tutti, adesso tutti sotto la curva per ricevere l'applauso dei nostri tifosi e abbracciarli affettuosamente. L'appuntamento è a domenica ore 16:30, Akragas Vibonese.